Ciao a tutti, rieccoci qui, siamo Leo e Vero di lifeintravel.it, siamo sempre noi e questa è la nostra rubrica Avventure in bicicletta settimanale. Dopo la puntata della settimana scorsa in cui vi abbiamo parlato di itinerari ciclabili, introducendo la Valtellina, il sentiero Valtellina, oggi ci spostiamo in Trentino Alto Adige e anche un pezzettino di Veneto per parlarvi della ciclabile dell'Adige, quindi la ciclabile che segue questo fiume e parte da Merano giungendo fino a Verona. Dacci qualche dato. Allora, la ciclabile, questo tratto di ciclabile, perché poi in realtà vi spiegheremo dopo, si allunga a nord, a sud, a est, a ovest, un po' dappertutto. Ma non si chiama più ciclabile dell'Adige, giusto? C'hai ragione. Questo tratto di ciclabile è lungo circa 200 km, partendo da Merano e arrivando a Verona praticamente non esiste dislivello, a parte qualche cavalcavia forse. Qualche dosso, esatto. E quindi è percorribile davvero da tutti, famiglie, bambini, corridori, chi più ne ha più ne metta. Anche perché è quasi tutta in sede propria, a parte piccoli tratti promiscui, soprattutto a livello urbano. Quindi verissimo. Verissimo. E niente, quindi attraversa diversi territori, è piuttosto lunga, 200 km appunto, quindi vi consigliamo di farla almeno, di dedicarci almeno 3-4 giorni. E si parte da Merano per scendere verso Bolzano lungo l'Adige. A Bolzano l'Adige si incontra con l'Isarco e diventa un vero e proprio fiume importante, e da Bolzano si scende sempre fiancheggiando il fiume fino a entrare nella piana rotagliana. Prima di Trento si passa attraverso Trento, la città del Concilio, si scende ancora nella Vallagarina, tra vigneti e meleti e castelli, si passa a Rovereto, giù si attraversa il confine tra Trentino e Veneto per raggiungere Verona da una parte, seguendo il canale Biffis, mentre dall'altra si potrebbe anche deviare verso il lago di Garda per congiungersi all'itinerario di lunga percorrenza che è l'Eurovelo numero 7, che va da Capo Nord fin giù a Malta, mi pare. A Malta, brava. E Vero, una domanda: lungo questo itinerario di cui abbiamo più o meno narrato la percorrenza, cosa che c'è da vedere, cosa c'è di interessante? Tre cose, dimmi tre cose. No, sono troppo poche. Va bene, dai, te ne concedo qualcuna in più. Qualcosa da vedere allora. Dai, diciamo le città sicuramente, perché vabbè, sia Merano che Bolzano meritano una visita, e anche vabbè, Verona e Trento assolutamente, soprattutto Verona, che è più grande, insomma, ha tante cose interessanti da visitare, come l'arena, il balcone di Romeo e Giulietta, per i più romantici, insomma, così. Poi sicuramente i castelli, perché è una zona ad alta percentuale di fortificazioni, soprattutto la zona tra Merano e Bolzano. Dicono addirittura che sia la zona più con un'intensità, densità di castelli talmente elevata da essere la prima in Europa. E quindi sicuramente Castel Roncolo, e poi c'è Castel Firmiano, poi c'è il Castello del Buon Consiglio a Trento. Poi scendendo il bellissimo Castel Beseno che svetta, lo vedrete scendendo verso Verona alla vostra sinistra, e poi altri castelli come per esempio quello di Sabbionara ad Avio, che è più giù, insomma, verso il confine con il Veneto. Poi ci sono anche delle fortificazioni militari, quindi tipo la fortificazione il Forte Rivoli prima di Verona. Quindi sicuramente un sacco di cose da vedere. Per chi ama la cultura, assolutamente i musei. Quindi museo a Bolzano con Ozzi, l'uomo delle nevi, che è stato trovato sul ghiacciaio del Similaun al confine tra Italia e Austria qualche anno fa. Poi il MART, il Museo di Arte Contemporanea a Rovereto, e il Muse a Trento. Sì, poi hai parlato anche di Castel Firmian. Castel Firmian è anche uno dei musei di Messner, no? Del Messner Mountain Museum, per chi fosse interessato ai musei della montagna. E va bene. Poi da mangiare, perché quando si visita un territorio bisogna anche assaggiare. Vabbè, ma non pensiate anche a mangiare tu, eh? Io penso anche a bere, perché in realtà la Valle dell'Adige in tutta la sua lunghezza praticamente
è cosparsa di zone ad alta produzione vitivinicola e quindi ottimi vini, Gewürztraminer, Lagrein, no, tutti assolutamente no, poi io non sono un esperto. Sei un bel amo il vino ma non sono un esperto. Comunque Lagrein, Gewürztraminer, Teroldego della Piana Rotagliana, poi più giù Marzemino Enantio, il famoso Enantio che è stato recuperato da un vecchio vitigno antico nella zona di Avio, quindi anche questo non lo conoscevo, io l'ho provato, merita. E poi vabbè anche zona di spumante perché c'è il Trento Doc, giusto? E da mangiare? E da mangiare, vabbè, come gastronomia, l'Alto Adige per esempio mi viene in mente quale piatto tipico gli Spätzle, che sono questi gnocchetti di farina e spinaci, spesso e volentieri sono verdi, a volte soltanto farina, quindi bianchi, conditi con lo speck e tanto burro. E poi stessa cosa vale per i canederli, che anch'essi sono conditi con sono queste palle gigantesche di latte e pane e con poi anche affettati formaggi, anche verdure, sono anche vegetariani. Ci sono tantissime ricette dei canederli e anche questi conditi col burro e il formaggio grana. E come slow food? C'è qualcosa di tipico dell'Adige? Sì, certo, c'è gli argini dell'Adige nella zona di Zambana vengono sfruttati per la coltivazione dell'asparago bianco. L'asparago bianco che appunto è coltivato soltanto in quella zona, quindi la produzione è anche abbastanza limitata, ma per me è divino, è buonissimo, viene prodotto in questo periodo, in primavera, ed è una delle particolarità del territorio della Valle dell'Adige. Ancora una domanda veloce. Come abbiamo anticipato prima, se uno vuole pedalare più di 200 km, dove lo possiamo mandare oltre l'Adige, oltre la ciclabile dell'Adige? Sì, come dicevamo prima, la ciclabile è collegata benissimo con tanti altri itinerari, soprattutto nel nord, in Alto Adige, si può partire sempre lungo l'Adige. L'Adige nasce dai laghi di Resia, quelli col famoso campanile nel mezzo, e scende lungo la Val Venosta, quindi la ciclabile della Val Venosta da Malles in giù fino a Merano. A Merano parte anche la ciclabile della Val Passiria che sale verso San Leonardo in Passiria, e poi i grandi passi che portano in Austria o nell'altra zona dell'Alto Adige. A Bolzano si unisce alla ciclabile dell'Adige quella che scende dall'Isarco, dal Brennero lungo l'Isarco. E poi più giù mi viene in mente un bellissimo itinerario da fare mountain bike, che è la vecchia ferrovia della Valle di Fiemme, che parte da Ora e sale appunto fino a Molina di Fiemme, dove si riconnette con anche alla ciclabile della Valle di Fiemme Fassa. Certo, magari di questa parleremo, di queste ciclabili prima o poi vi daremo conto in questa rubrica più avanti. E poi un ultimo più a sud invece, più a sud magari oltre alla Val Sugana, che si può congiungere da Trento, ma più a sud si può proseguire, come dicevamo prima, lungo l'itinerario Rovelo 7 che da Affi collega il lago di Garda, Peschiera, e poi giù fino con la ciclabile Peschiera Mantova, e poi giù fino a Sabioneta al Po, e poi eccetera il Po eccetera, insomma. Quindi da pedalare, se se ne vuole, ce n'è avete da scegliere in lungo e in largo. Tra il resto la ciclabile comoda è raggiungibile comodamente con i mezzi, perché ci sono i treni regionali fino a Bolzano e anche a Merano. E vabbè, l'autostrada del Brennero per chi volesse raggiungerla in macchina, e eccetera. Bene, direi che è tutto. Direi che per oggi è tutto, e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Al prossimo itinerario, ciao!